Questo è il nuovo iPhone 6. E questo è il nuovo iPhone 6 Plus. Chi sono che nonna, ma? Hanno un'app chiamata Salute che può seguire un sacco di cose. Tipo, oggi ho camminato per 6,1 km. Sai come ti fai nei pire? Beh, io ho corso per 6,8 km. Sai come ti fai da scella? Beh, io ho fatto 11 piani di scale. 11 piani, adesso casa in gila. Beh, il mio frullato aveva 75 calorie. O frullato di che? O frullato di genovese che tenevi sotto la scella? E io ho mangiato un'insalata da 1230 calorie. Insalata 1230 calorie. Ma vedi buono che secondo me ti mangia due giardini nonna, ma. Un'insalata? Sì, no, era un contorno. Ero giardini nonna, ma. Ecco, io gli do la sciarpa per coprirsi, ma lui non oso pensare cosa ne faccia. E vabbè, che da fa? Chi è una creatura, che può fare? E può essere che poi ingoppato e mo si fa un sporco, oppure magari la cara in terra, ma alla fine che può fare male, no? Quanti germi porta in casa ogni giorno. All'anima la casa caruto. Io me la c'è pure difesa sta casa caruto. Ci manca solamente che sta sciarpa c'ha auto a vinduce, sta auto a uomo. Per questo ad ogni lavaggio aggiungo un Apisan. Ma io a ogni lavaggio aggiunge sta figlia, o facessi arrabbiare tutta la sciarpa. A così si impara che è la casa caruto. Germi e batteri possono essere dannosi alla salute della famiglia. O spicchiamo a foces. Sono Diego, lo svego, mi tuffo nel latte, nessuno mi batte. Sono Betta, la fetta perfetta, alta croccante, super fragrante. Mi chiamo Nino, il novellino, sei connesso col mattino? Siendo Diego, Betta e Nino, c'ate fatto un bucchino, questa cazzo di canzoncella, vate misi in del cervello. Gentilini, ogni giorno una festa, questa è l'anima che ho nella mia testa. Bella storia, colazione, la bontà per tradizione. Voi tenete a merda in capo e pochi cazzo vi sap e biscotta a casa mia e piglia sempre all'MD. Biscotti Gentilini. Impossibile non fare il bis. Biscotti gentilini, impossibile a ne chiamare casa caruto. Ma che regalo a Natale? Vorrei un anello con un brillante gigantesco. Nanne, cangia sta una lira. Sto scherzando. Ah, meno male. No, è vero. Stroili. Stroili. Stronzo. Ti capita di vedere del sangue quando ti lavi i denti? No, Se succede potrebbe essere un segnale. no, ma non succede. Grazie dell'interessamento comunque. Parodontax aiuta a proteggere le gengive che sanguinano fornendo un'igiene orale quotidiana. Ah, grazie, buono a sapersi. Quindi se ti capita di vedere del sangue quando ti lavi i denti, Ad voto. E sto dicendo che non mi capita lo sangue quando me la vedi, non ci capi. Ma pare che mi ha da capitato su. prova Parodontax per un risultato diverso da questo. E vabbè, si è sta capita, ma che tu parodontax, vabbè, a così ti faccio contenta, vabbè. Parodontax, se ti capita di vedere del sangue quando ti lavi i denti. Se ho dicendo che trovo un cazzotto, mo che lo faccio uscire sangue in dirente. Parodontax, Paro cazzo.